2 giornate, spero intanto che siano state proficue. Adesso vedremo i risultati della mattinata, dei dibattiti fra i ragazzi, visto che alcuni dei presenti non hanno assistito appunto alle attività della mattina. Spero che per i ragazzi perlomeno sia stato interessante e utile. E io comincerei già, se non so se il dottor Guolo ha voglia o di introdurre qualcosa oppure Partire partiamo. subito i lavori, poi lasciamo casomai le conclusioni che sono previste dopo, casomai 2 parole, si collegherà anche il direttore, insomma vediamo come possiamo fare. Ma intanto partirei già con la restituzione, mi sembra importante anche per il lavoro dei ragazzi. Perfetto, allora noi ci siamo organizzati come nella prima giornata, adesso per quelli che erano presenti lo sanno, chi è venuto oggi non lo sa, comunque le presentazioni le gestiamo noi in serie, per cui i vari relatori delle varie macro aree, che sono chiaramente in ordine numerico, quindi dalla 1 alla 5, si alterneranno nella presentazione. Vedo che ancora c'è qualcuno che sta entrando, spero che intanto chi deve parlare per la prima macro area sia già pronto. Io non so chi deve parlare, per cui magari quando appunto cominciate a parlare, se volete vi presentate, così sappiamo anche chi sta parlando, o comunque non serve perché ce l'avete il nome se l'avete scritto. E io partirei un attimo che condivido lo schermo. Okay. Eccoci qua. Ok, il primo gruppo era il tavolo di lavoro, un attimo, per una riproduzione del capitale. No, però c'è qualcosa che non va. Scusate, sto tornando indietro perché mi sa che ero partito dall'ultimo. Ok, ci siamo. Il primo gruppo era per un sistema resiliente che era la macro area numero 1, quindi io lascerei la parola. Prendo io la parola, Perfetto. sono il portavoce del gruppo. Sono Jacopo Artimanara del liceo Messedaglia di Verona. E se possiamo passare già alla prossima slide. Allora, appunto, come detto, noi ci siamo occupati della macro area per un sistema resiliente che si occupa di rendere il sistema più forte e autosufficiente, che riesca a garantire sicurezza alimentare e che sappia far fronte alle pandemie, alle catastrofi naturali dovute ai cambiamenti climatici e così via, nel minor tempo possibile e con la maggiore flessibilità possibile in questo senso. E se passiamo già alla prossima slide, per favore. Grazie. Non è questo però il nostro. Ah, vabbè. Cioè, noi abbiamo fatto un'altra presentazione. Comunque, vabbè. Perché noi abbiamo fatto una presentazione con le nostre le 3 gruppi di proposte, diciamo. Comunque, se vuole inizio già a parlarne o aspettiamo di trovare la presentazione. Allora,
Un attimo che risolviamo i problemi tecnici, è andato tutto bene in questi 2 giorni, ma abbiamo sbagliato noi presentazione. Ok, ok. Per cui se gentilmente la vostra facilitatrice, che dovrebbe essere collegata, Sara, riesce a condividere lei la presentazione? Sì. Ok. Allora. La vedete? Sì, io la vedo. Sì, sì. Allora Ok, vado alla slide. eravamo rimasti qui. Allora, abbiamo fatto 3 proposte che riguardano 3 gruppi, tre gruppi, insomma. La prima riguarda il programma formativo e lo sviluppo delle competenze. Per riuscire a realizzare tutto ciò abbiamo pensato a dei corsi a scuola che siano fatti sul modello di quelli della sicurezza sul lavoro che si eseguono in terza in vista dell'alternanza scuola-lavoro, che abbiano come temi principali il primo soccorso, l'ambiente, la cittadinanza e la Costituzione e quello che è la vita quotidiana, ad esempio l'economia domestica. E inoltre, per fare degli incontri più concreti, abbiamo previsto di invitare ad esempio degli esperti negli istituti come rappresentanti del comune o rappresentanti della protezione civile e poi adoperare quelli che sono i Fridays for Future a scuola invece di andare in piazza a manifestare e facendo dei corsi e delle attività che possano essere più utili e formative al fine della conoscenza dell'argomento. Infine, usare quelle che sono le ore di supplenza anche per svolgere lezioni su temi legati all'ambiente e all'economia domestica. Se possiamo passare alla prossima slide, grazie. Il secondo gruppo di idee riguardano le proposte di attivazione diretta e comunicazione con le persone. Di sicuro il metodo principale e più opportuno per comunicare è quello dei social, perché come ben sappiamo le televisioni e i giornali stanno avendo un calo di ascolti e di vendite, mentre i social sono i metodi di comunicazione più emergenti. E in questi social si potrebbero condividere esempi di comportamenti e gli effetti che l'uomo ha sulla natura e le conseguenze, insomma. E inoltre abbiamo pensato alla creazione di un sito web che che si possa consultare e che il pubblico, scusate, lo possa consultare per cercare le informazioni riguardanti i prodotti che si acquistano al supermercato, che spesso hanno delle etichette ingannevoli e che ci costringono a cercare in lungo e largo il paese di produzione, dove invece arriva la materia prima, dove è stata elaborata, in che sede è stato prodotto e così via. Come punto successivo abbiamo pensato a far conoscere con l'incontro le opportunità di impegno sul territorio con ad esempio dei centri estivi e le associazioni che appunto ci facciano conoscere meglio il territorio su cui noi viviamo e le opportunità che ci può offrire. Infine, per comunicare anche ai più piccoli, abbiamo pensato alla realizzazione di un cortometraggio che possa far riflettere anche i bambini, che comunque sono il futuro. Passando alla prossima slide, abbiamo il gruppo di idee per riuscire a concretizzare questa idea che è il forum dei giovani e riuscirla a prolungare anche negli anni a venire. Per fare ciò abbiamo pensato all'utilizzo di di un canale simile alla consulta provinciale, che veda 2 persone, 2 rappresentanti, che gestiscano questo forum dei giovani e utilizzino anch'essi i social come strumento per sondaggi e sensibilizzazione degli altri studenti e ragazzi. Inoltre, utilizzare, come detto prima, il Fridays for Future per fare delle proposte e delle idee anche direttamente a questa consulta. Io ho terminato, non so se ci sono domande. Allora, se ci sono domande, magari visto che siamo tanti, siamo più di 70, magari usate la chat, quindi se avete bisogno di chiarimenti o questioni, assolutamente è possibile.
Io, se non ci sono altre questioni, adesso riprendiamo, che dovremmo essere a posto. Condivido lo schermo perché andiamo al secondo gruppo, tra l'altro quello che ho gestito io. Un attimo che... Qui. Ok. Il gruppo numero 2, macroarea numero 2, scusate, era quella per l'innovazione a 360 gradi. Noi avremo 4 relatori. Il primo che introduce è Gianluca Bresolin. Sì. Prego. Allora, buongiorno a tutti, io sono Gianluca Bresolin dell'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna. Allora, noi abbiamo trattato la macroarea per l'innovazione a 360 gradi e abbiamo dato una nostra definizione per quanto riguarda l'innovazione e abbiamo mantenuto alcune parti della definizione della regione. Allora, oggigiorno la domanda non è più se innovare, ma come innovare. E l'innovazione non dà solo benefici in ambito economico, ma anche sociale. Per esempio, migliora lo stato di salute di una comunità e anche il livello di istruzione. E per noi l'innovazione è il progresso umano, principalmente abbiamo voluto sottolineare in ambito economico e in ambito ambientale, che migliorerà le condizioni del nostro ambiente e degli abitanti. Per noi innovazione è anche nuovi progetti e nuove idee e anche riteniamo che i giovani debbano essere protagonisti, in quanto dovranno diventare consumatori sostenibili e responsabili e dovranno avere comportamenti responsabili anche nel mondo del lavoro. Ecco, io ho terminato. Io sono Giorgia Chiosa del Liceo Scientifico Angelo Messidaglia e mi occupo della proposta in ambito del programma formativo e dello sviluppo delle competenze per l'innovazione a 360 gradi. Le nostre proposte sono quelle di ideare dei corsi per la sensibilizzazione e per la partecipazione a progetti formativi da parte degli studenti che sono anche i futuri cittadini e per creare appunto futuri cittadini che possono anche inglobare tutti i temi dell'Agenda 2030 e affinché questo avvenga prevediamo anche dei crediti scolastici per l'alternanza scuola-lavoro attuale PCTO. E un'altra proposta è quella dell'attualizzazione dei programmi scolastici con riferimento alla realtà e all'integrazione di temi di innovazione e sviluppo nei programmi scolastici, questo perché abbiamo riscontrato particolari programmi molto rigidi e che non hanno riferimento proprio appunto all'attualità. Inoltre prevediamo anche la formazione di studenti che sono istruiti tramite appunto corsi e progetti formativi sempre in ambito della sostenibilità che noi abbiamo definito come rappresentanti ambientali che possano collocarsi all'interno del corpo studentesco di ogni istituto e che hanno il compito di svolgere attività di peer education. Inoltre promuoviamo anche iniziative di buone pratiche con incentivi regionali, un esempio è il campionato della ciclabilità che si svolge a Verona, inoltre le Olimpiadi tematiche, eccetera. Sosteniamo inoltre la parità di genere nell'innovazione, ma anche e soprattutto in campo lavorativo e soprattutto le competenze digitali che sono fondamentali in periodi difficili come per esempio in situazioni di crisi. E infine anche i percorsi specifici di approfondimento sull'attività del territorio che sono collegamento tra aziende, la regione e anche gli istituti, come per esempio in ambito agricolo e soprattutto nel turismo che è stato il campo più colpito durante il Covid nella regione del Veneto. E io ho finito. Sono Vera Lazzer, vengo dall'Istituto Tecnico Commerciale Maria Lazzari di Dolo e io rispondo alle proposte di attivazione diretta e comunicazione. Noi abbiamo parlato principalmente della comunicazione con noi adolescenti, quindi con noi ragazzi, e per fare capire a noi ragazzi che questi temi sono importanti per noi e per il nostro territorio attraverso esempi vicini a noi, negativi e positivi.
Vogliamo comunicare attraverso i social proponendo esempi concreti e vogliamo creare una piattaforma new social che abbia la funzione di diffondere l'innovazione a 360 gradi tra i giovani, che promuova il confronto tra loro con vari linguaggi, video, testi, foto, eccetera, e l'intervento di giovani esperti. Vogliamo organizzare iniziative di volontario o altro via social, esempio Instagram, coinvolgendo anche influencer. E pensiamo al sharing di innovazioni di altri paesi con possibilità di confronto attivo. Io ho finito. Io sono Alice Padoin del liceo artistico Bruno Munari di Vittorio Veneto e rispondo cioè volevo riferire le nostre proposte per appunto questo forum permanente dei giovani per la sostenibilità. Pensavamo di estendere questo progetto a tutti gli istituti e non solo ad alcune classi di ogni istituto. Pensiamo che la partecipazione dovrebbe essere aperta a tutti, anche se i rappresentanti dovrebbero essere volontari. Inoltre pensiamo sia utile utilizzare delle piattaforme per comunicare a distanza, come ad esempio questa che abbiamo usato in questi 2 giorni. Inoltre pensiamo sia utile anche utilizzare la piattaforma Forum Giovani Agenda 2030 per un confronto e uno scambio di informazioni ed in particolare per far conoscere le esperienze migliori delle varie scuole. Inoltre pensiamo di progettare e realizzare iniziative concrete coerenti con gli obiettivi dell'Agenda 2030 in cui essere protagonisti, come ad esempio il riciclaggio a scuola o nel comune, ad esempio la raccolta di tappi di plastica o di sughero che già si svolge in alcune scuole. E inoltre pensiamo anche ad iniziative pratiche legate anche al nostro corso di studi, come ad esempio nella mia scuola è stato pensato per l'indirizzo di design della moda di riutilizzare pezzi di stoffa per realizzare mascherine che in questo periodo saranno obbligatorie per frequentare la scuola, appunto, da poter distribuire a tutto l'istituto, ma questo può essere anche effettuato con altri materiali per altri fini, sempre per scopi scolastici e anche non. Io ho finito. Vedere anche chi sono stati i protagonisti, oltre a una professoressa e chiaramente alla rappresentante dell'ARPAV. E io procederei con la terza macroarea, che ecco qui, per il benessere di comunità e persone. Ok, buongiorno a tutti. Io sono Ambra Bertan del liceo artistico statale Michelangelo Guggenheim di Mestre e sono qui per parlarvi del lavoro che abbiamo svolto basandoci sulla macroarea 3. Ma cos'è la macroarea 3? È una macroarea che si occupa principalmente delle situazioni e delle problematiche purtroppo annesse delle persone o comunque delle persone in generale. Ci sono state fatte 3 domande, un po' così. Cosa vorremmo che la scuola o la società facesse per noi, cosa noi faremo per la scuola e un po' di ideare un forum permanente. Allora, la prima, programma formativo e sviluppo competenze. Ci siamo resi conto che sarebbe veramente bello poter fare esperienze di volontariato guidate dalla scuola. Quindi abbiamo pensato magari esperienze come andare ad aiutare i più bisognosi, non solo magari gente meno fortunata, ma anche anziani, e magari donare beni primari come cibo, oppure anche vestiti o cose che magari normalmente si darebbero alla Veritas, però diciamo che in questo volontariato c'è un po' più di contatto umano. Un'altra cosa sono le attività formative di educazione non formale negli ambiti della macroarea.
Vorremmo rendere disponibili i libri usati e mantenere più anni consecutivi le stesse edizioni, in modo da sprecare meno libri e avere la possibilità appunto di utilizzarli e quindi sprecare meno carta. Questo si potrebbe fare o dandoli direttamente alla scuola e che lei li distribuisce magari alle persone che li richiedono, oppure tramite dei mercatini. Fornire materiale tecnico ai bisognosi per poter accedere ai contenuti, perché magari non tutti possono permettersi il materiale scolastico. Istituire delle giornate interculturali per, diciamo, abbattere le differenziazioni sociali e razziali. La casa dell'energia per, la casa dell'energia, che è un'idea sostenibile per abbattere un attimo i costi e l'impatto che magari la scuola ha sull'ambiente. Promuovere attività sportive ecologiche, e una mia compagna di gruppo ha avuto la brillante idea di mettere delle biciclette che producono energia e quindi tu pedalando, diciamo, sostieni la scuola energicamente. E incentivare il volontariato mediante crediti formativi, perché magari non tutti possono essere subito sicuri di fare volontariato, magari anche per timidezza. E migliorare esteticamente le strutture scolastiche, perché si sa che l'ambiente scolastico già è un po' pesante in certi giorni e magari avere dei colori un po' più vivaci che ti fanno sentire un po' più leggero potrebbe aiutare. Prossima slide. Grazie. Allora, la seconda domanda era cosa potevamo fare noi per la società o per la scuola, e una proposta è per esempio il volontariato inclusivo, che, vabbè sì, progetti laboratoriali d'arte per chi non si può approcciare a queste realtà, perché spesso e volentieri l'arte è un metodo per, diciamo, evadere dalle giornate, dai pesi della vita, solo che non tutti possono permettersi, diciamo, questo lusso. La spesa sospesa, che è allora, molto spesso, almeno mi pare fosse questo, non vorrei confondermi, spero sia questo qua. Molto spesso nei mercati avanzano dei prodotti e quindi questi prodotti potrebbero essere distribuiti alle persone bisognose del paese. Incentivare orti comuni nei quartieri, perché gli orti ovviamente gratuiti per le persone che ne hanno bisogno e veramente bisogno, perché gli orti rendono molto più di una normale spesa, perché diciamo rendono quanto una spesa ma per più volte, quindi potrebbero essere mandati avanti per esempio dal volontariato e quindi essere a costo zero e accessibili appunto a chi ne ha bisogno. Incentivare l'economia circolare del cibo, invenduto ai mercati ortofrutticoli, era quello che ho detto prima, vabbè, non importa. Creare delle collaborazioni tra società sportive e scuola per incentivare l'attività sportiva. Questo qua praticamente consiste nel mobilitare gli alunni che magari praticano sport a creare delle affiliazioni con i rispettivi centri sportivi per permettere anche ai compagni di fare più esperienze. E l'ultimo è il volontariato per ripulire le città, perché spesso e volentieri, purtroppo, molto purtroppo, ci capita di camminare per una bellissima città e mettere i piedi nelle sporcizie, nelle sigarette, nei pacchetti lasciati lì per noncuranza, e quindi sarebbe bello riuscire a sistemare un po' le cose. Prossima. Proposte di attivazione diretta da proporre agli enti. Questa qua è 3 domande più 1, sono delle altre proposte che ci sembrano carine.
perché spesso i mezzi che usiamo non sono proprio sostenibili. Potenziare e incentivare l'attività culturale creando dei pacchetti che includano i biglietti sia per mezzi pubblici che per i musei. Perché spesso, in molti posti, la prima domenica del mese, molti musei sono a entrata gratuita, ma le persone a volte sono talmente tanto distanti, cioè abitano talmente tanto distanti da quel detto museo che ci mettono una giornata di macchina per poterci arrivare, oppure devono prendere un mezzo pubblico che però costa molto. Quindi se si potesse trovare la prima domenica del mese uno sconto sui biglietti e le entrate libere ai musei, per molte persone la cultura e i musei sarebbero molto più accessibili. Incentivare l'attività sportiva di beneficenza mediante tornei e maratone. Beh, questa si spiega da sé. Prossima. Ah, ok, no, non mi ero accorta che era cambiata. Ok, grazie. Allora, oggi viviamo in un'era decisamente digitale, specialmente un boom assurdo con la digitalizzazione, e quindi abbiamo pensato di incentrare il sito, questo forum online, pur mantenendo una parte, diciamo, di contatto fisico. Quindi, creare un sito che comprenda una sezione dedicata alla discussione, che possa mettere in collegamento i vari istituti, e quindi non solo quelli compresi nel forum, ma anche altri esterni. Eventi dedicati ai temi dell'Agenda 2030, eventi fisici, quindi di discussione interpersonale, non tramite uno schermo. E interazione tramite Classroom, che è un'app che tutti noi studenti penso sappiamo usare, specialmente appunto grazie a questo coronavirus, e la creazione di pagine sui social media dedicate all'informazione, perché penso che tutti noi giovani passiamo almeno un'ora della nostra giornata sui social, e avere anche lì una traccia di questo forum, secondo noi, potrebbe essere veramente una cosa utile. Finito? Grazie mille. Grazie a lei. Allora, se non ci sono domande, io poi dopo guardo nella chat, chiedo anche ai miei colleghi di segnalarmele. E andiamo avanti la quarta macroarea. Un attimo che andiamo avanti. Qua. Per un territorio attrattivo. Sì, Ok, perfetto. sono Chiara Rocelli del liceo Cattaneo. Allora, il nostro macro area era appunto per un territorio attrattivo, per tutelare e valorizzare l'ecosistema socioambientale. E abbiamo deciso di mantenere la descrizione della regione, quindi possiamo andare avanti. Alla prima domanda, quindi un programma formativo e uno sviluppo delle competenze, abbiamo risposto, secondo noi è importante far conoscere innanzitutto il programma a quanti più studenti, cercando appunto di coinvolgere anche molti professori, così da permettere una maggiore diffusione dell'iniziativa all'interno dell'istituto, e quindi di integrare anche questo progetto nelle ore curriculari e permettere una interdisciplinarietà. L'adesione al forum, secondo noi, da parte degli studenti deve essere su base volontaria, credendo appunto che una maggiore conoscenza, come abbiamo detto nel punto prima, permette di incrementare il numero di partecipanti. Inoltre ci dovrebbe essere, secondo noi, un maggiore confronto e una collaborazione e condivisione tra i vari istituti e le realtà interessate, ad esempio associazioni che si occupano del territorio, per una sorta di rete extrascolastica. Inoltre incentiviamo dei corsi di formazione organizzati dalla Regione
rivolti agli studenti, che poi a loro volta potrebbero formare e informare altri ragazzi e coetanei. Possiamo andare avanti. Per le proposte di attivazione diretta e comunicazione abbiamo pensato che gli studenti che hanno partecipato al forum potrebbero ideare dei contenuti, ad esempio dei video, poi da inserire nei vari social network, e delle presentazioni anche nelle classi del proprio istituto ad altri coetanei, e inoltre un utilizzo più consapevole dei social network, magari creando un profilo istituzionale gestito da più classi e di vari istituti. Creare dei momenti di condivisione durante le assemblee di istituto, appunto sull'ambiente e su questi argomenti, e poi promuovere delle azioni e dei gadget sostenibili, li abbiamo chiamati, per sensibilizzare altri coetanei. Ad esempio abbiamo pensato a delle matite con dei semi che poi si possono piantare da consegnare agli alunni con una motivazione, insomma. Poi delle attività concrete, ad esempio uscire dalle classi e creare eventi e azioni concrete con gli obiettivi, tipo passeggiate per conoscere il territorio oppure eventi che citeremo dopo, e creare un portale o una piattaforma comprensibili per gli studenti dove poter trovare facilmente informazioni sull'ambiente e sui temi importanti dell'Agenda 2030. Possiamo andare avanti. Ok, alla terza domanda abbiamo risposto credendo... allora vogliamo innanzitutto secondo noi bisogna innanzitutto coinvolgere e ascoltare i giovani in tematiche riguardanti l'agenda, e poi secondo noi sarebbe carino creare un concorso, diciamo una sana competizione tra le scuole della regione per fare in modo di coinvolgere maggiormente i ragazzi. E inoltre, secondo noi, la Regione potrebbe organizzare degli incontri aperti agli studenti con degli esperti tematici, e inoltre si potrebbero creare le classi inverse, cioè uno scambio di ruolo tra studenti e docenti, dove gli studenti spiegano le loro idee riguardanti l'ambiente e l'agenda ai propri docenti. Inoltre si potrebbe accompagnare il forum a delle azioni concrete che vedono protagonisti ragazzi, come l'orto, azioni di cura e di pulizia della città, la piantumazione di alcuni alberi e promuovere l'utilizzo delle bici con la partecipazione attiva anche di tutta la regione. Ecco, queste sono le idee che sono nate nel nostro gruppo. Grazie mille. Allora, se non ci sono altre questioni, andrei con l'ultimo gruppo, che era... Sì. Un attimo che andiamo avanti, ok, che era appunto la macroarea per una riproduzione del capitale naturale. Esatto, allora, buongiorno a tutti, io sono Alice Dal Lago del liceo Gigi Trissino di Valdagno e sono la portavoce della macroarea 5, che appunto parlava della riproduzione del capitale naturale, quindi di come l'ecosistema naturale sia influenzato dalle nostre azioni e appunto esso influenzi anche la nostra vita in ambito lavorativo, quotidiano e di salute. L'evento diciamo dello sviluppo economico ha sempre influenzato l'ambiente e continua a farlo, anche in Veneto con la posizione geografica e lo sviluppo economico gli effetti si sono sempre visti sulla conservazione e sull'equilibrio socio-ambientale ed economico. Le linee di intervento principali sono state appunto incentivare l'uso di energie rinnovabili,
l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, noi abbiamo parlato principalmente dell'aria, tutelare l'ecosistema ambientale, quindi come noi possiamo agire per proteggere l'ambiente circostante, e incentivare il turismo sostenibile e la mobilità dolce, che significa appunto utilizzare dei trasporti meno inquinanti, e incentivare l'economia circolare, quindi l'economia che punta al riciclo e non allo spreco di appunto rifiuti, ma un riutilizzo. Allora, nella prima slide, esatto, abbiamo iniziato a rispondere alla domanda che ci chiedeva come noi avremmo voluto cambiare il programma formativo per sviluppare delle competenze ulteriori sull'argomento. Le idee che sono emerse sono state molte, quindi cercherò di fare un riassunto veloce. Innanzitutto, incrementare la conoscenza del proprio territorio, cercando anche di far, tra virgolette, affezionare gli individui e gli studenti a quello che è la nostra terra, quindi magari proponendo delle uscite scolastiche invece che in aree urbane come le città famose, diciamo, magari cercare di portare le gite in mezzo al verde oppure in delle zone, in luoghi dove appunto ci informano su come avviene parte della produzione, ad esempio, di energia, quindi per andare a toccare con mano la realtà circostante e conoscere ed affezionarsi alla tematica. Organizzare dei momenti formativi non solo appunto dove si parla e ci si confronta, ma anche proprio operativi, anche per poter dare degli spunti su come agire sul proprio territorio. Partire da appunto un solido piano informativo che raggiunga tutte le classi e tutti gli studenti, scusate, senza nessuna esclusione. Pianificare degli obiettivi da dare ad esempio alla scuola che gli studenti scelgono insieme, in modo tale da cercare di raggiungerli ad esempio entro l'anno, che vadano a pari passo con quelli che sono gli obiettivi un po' dell'Agenda 2030 di cui stiamo parlando in questi giorni. Si è visto da quando ci siamo consultati, insomma, che la sfida è un ottimo modo per incentivare la voglia degli studenti ad agire in questo ambito. Infatti molti hanno portato la loro esperienza dove si vede appunto che le classi nelle loro scuole vengono messe in sfida, ovviamente una sfida pacifica, sui temi appunto dello sviluppo sostenibile, quindi ad esempio chi fa meglio la raccolta differenziata, eccetera, prendendo dei punti e poi si va a sommare, a trovare un vincitore e gli viene dato un premio. Sfruttare ovviamente le assemblee di istituto come dei momenti dove appunto approfondire gli argomenti, chiamando anche degli esperti esterni che abbiano le competenze corrette per informarci e darci le giuste informazioni appunto. E infine inserire riferimenti allo sviluppo sostenibile in tutte le materie, perché invece di parlarne solamente in una materia o due, sarebbe bello che tutti parlassero anche poco, facendo dei riferimenti alla propria materia del tema, che è molto importante e riguarda tutte le materie infine. Nella slide successiva appunto abbiamo cercato di rispondere alla domanda 2, che ci chiedeva come dovremmo agire noi nel nostro singolo e in piccolo, sia nell'attivazione sia nella comunicazione con i nostri coetanei e non. Innanzitutto abbiamo deciso che la cosa fondamentale, diciamo, è partire da piccole azioni, di cui abbiamo comunque sempre sentito parlare, quindi dell'attenzione verso gli sprechi, non sprecare acqua, cibo, eccetera, e che possono appunto cambiare nonostante siano appunto gesti piccoli, e abbiamo pensato anche che i social in questo momento siano davvero uno degli strumenti più semplici ma allo stesso tempo più potenti per trasmettere quelle che sono ad esempio idee, ma anche semplicemente delle informazioni che magari ad esempio i ragazzi della nostra età non conoscono, però semplicemente guardando un post o una storia come su Instagram possono capire molte cose e magari incuriosirsi. Un'altra idea che è emersa dalla conversazione è stata parlare in maniera ovviamente informale con i propri amici, questo perché spesso l'argomento comunque viene visto
come un argomento serio e quindi magari i ragazzi, soprattutto della nostra età, evitano di approfondirlo. Invece parlandone con gli amici può essere un argomento comunque piacevole e mentre se ne parla con i propri coetanei sembra molto più vicino a noi e si può andare a capirlo meglio in modo leggero, insomma. Poi, siccome appunto si parla di social e si parla di tecnologie, magari ci sono delle generazioni, come ad esempio le generazioni più anziane, che non sono così a contatto con queste realtà appunto di social e tecnologie, quindi noi vorremmo diventare un po' mediatori tra la nostra generazione e la loro, quindi sedendoci ad esempio a tavola con i propri nonni e parlare, dire guarda questo, questo, questo e informare in modo tale che siano tutti informati e non solo una fetta di popolazione, in modo tale da poter agire tutti. E infine, prima di tutto, essere informati per poter agire davvero, quindi cercare di informarsi il più possibile. Infine, nella terza slide, si vede come abbiamo trovato varie idee per creare un forum permanente per i giovani appunto sul tema. Innanzitutto ci teniamo a proporre l'idea di informare sull'esistenza già di metodi per farlo e per comunicare tra i giovani. Ad esempio molto spesso ci sono dei gruppi giovanili che si ritrovano e parlano di certe tematiche ma soprattutto agiscono e molto spesso sono proprio i giovani a non sapere l'esistenza, non conoscere l'esistenza di questi gruppi. Quindi prima di tutto informare già su quello che già esiste e, in modo tale che ci sia comunque un'affluenza maggiore alla partecipazione in questi. Poi sfruttare le consulte giovanili, infatti abbiamo riscontrato spesso l'idea delle consulte dove i ragazzi possono in modo completamente libero confrontarsi su vari temi, soprattutto sull'Agenda 2030 in questo caso, per comunque promuovere delle azioni che vadano a cambiare, a migliorare l'ambiente e ad esempio sono venute fuori molte idee come quella del bike day, del bike sharing oppure della pulizia, dei mercatini. Ad esempio il bike day io personalmente non lo conoscevo, mi è stato spiegato, consiste in una giornata dove tutte le scuole tutti gli studenti vanno a scuola in bici e una volta che lo studente arriva nella propria scuola con la bicicletta viene contato e gli viene dato un punto e l'accumulazione di questi punti va a far sì che ci sia una scuola vincitrice nella città o nel territorio, insomma. E, appunto mercatini del riuso sia scolastico che non, quindi se i ragazzi si organizzano possono vendere oggetti che non riutilizzano e che non sanno come investire in altro modo, possono utilizzare questi mercatini. Creare un canale di comunicazione tra la regione, l'ARPAV e gli studenti e in generale i cittadini, in modo tale che i giovani siano incentivati a comunicare, informarsi e chiedere magari, in questo caso ad esempio all'ARPAV, con modalità semplici come ad esempio quelle di scrivere un messaggio, una mail, oppure appunto un sito internet dove andare a informarsi e capire un po' meglio. Appunto abbiamo già parlato di social e ribadiamo il fatto di sfruttare in maniera intelligente i social network sia per l'informazione che per il coinvolgimento di insomma tutti i giovani e non. E infine organizzare dei percorsi con una periodicità fattibile, nel senso che si diceva appunto che spesso se vengono creati dei gruppi di confronto sono in giornate dove non tutti possono partecipare perché comunque organizzazione di ognuno è diverso, quindi creare degli incontri ogni tanto in modo tale che tutti siano in grado di gestirsi e di poter usufruire di questi luoghi, di questi momenti, non troppo spesso in modo tale da poter essere presenti le poche volte. Ecco, ringraziamo dell'attenzione e io ho finito. Bene. Vi ringrazio. Ah, mi hanno detto che ho saltato la slide finale con i nomi dei ragazzi. Se volete la ricondivido.
un attimo. No, dai Marco, passa oltre. Così, vabbè, ve la faccio vedere dopo. No, volevo ringraziare tutti i ragazzi per l'ottimo lavoro e lascerei la parola per le conclusioni istituzionali, poi ci ha già raggiunto Marco Gisotti che chiuderà queste 2 giornate. Sì, Marco, io lascerei la parola direttamente al dirigente della Regione Michele Pelloso, che in rappresentanza della segreteria generale fa qualche saluto, e poi c'è il nostro direttore generale che voleva chiudere sostanzialmente questa prima parte dei lavori. Pronto, mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti, porto i saluti del segretario generale che ha iniziato insieme a voi i lavori ieri mattina, in questo momento impegnato con il Consiglio regionale. Innanzitutto facendo i complimenti per il lavoro svolto, non sono parole di circostanza. A me è piaciuto molto il fatto che abbiate lavorato a partire da un linguaggio comune, in questo caso dalle macro aree, ma più in generale con riferimento all'Agenda 2030 che teniamo presente ha la grande caratteristica, il grande vantaggio di essere un linguaggio universale. È stata adottata dall'ONU, tutti i paesi la conoscono, forse non tutti la conoscono, ma quando si parla di 17 goal capiamo di che cosa stiamo parlando. Questo è molto molto importante in un mondo in cui è facile scrivere, è facile mandare messaggi, è facile essere molto spezzettati. Questo è stato anche un tentativo di unificare il linguaggio. Mi sono piaciute molto le 3 domande, l'approccio, che cosa io chiedo agli altri, alle istituzioni, alla scuola, ma soprattutto che cosa posso fare io. Questo per me è fondamentale in un mondo in cui magari talvolta può così prevalere così la propria situazione, la propria realtà. Questo è un segnale molto molto importante. Anche poi mi è piaciuta la capacità di adattare i singoli argomenti alla vostra esperienza in maniera molto molto positiva e in maniera anche molto concreta. Metteremo conto sicuramente con il dottor Guolo, ci sentiremo perché possiamo inserire questo nel nostro sito, un sito Veneto Sostenibile che vi invito sempre a vedere, a leggere, dove tra l'altro è pubblicata anche la strategia su cui avete lavorato, quindi troviamo il modo sicuramente di valorizzare, è già valorizzato nel vostro sito, ma anche attraverso il sito di Veneto Sostenibile. Quindi ancora un grazie e un complimento veramente a tutti per l'iniziativa, tanti spunti, ne terremo conto sicuramente. Luca? Va bene, allora anche buongiorno, grazie anche da parte mia naturalmente. Io ho ascoltato la restituzione dei lavori in queste ultime presentazioni e devo dirvi davvero che sono davvero impressionato insomma, dal lavoro che è stato fatto, dall'attenzione, dalla ricchezza dei contributi. Sono usciti tanti spunti affascinanti, belli, creativi, e per esempio finalmente ho capito perché tutta quella gente va in palestra, ecco, per produrre energia per il nostro futuro. Sarebbe utile finalmente dare un senso agli sforzi di chi va in palestra per fargli produrre un po' di energia sulle biciclette. Sono delle idee veramente simpatiche, ma belle, insomma, ricche di suggestioni. Anche a me è piaciuto molto l'approccio sul cosa posso fare io. C'è una generazione intera che ha passato la propria vita a delegare agli altri decisioni che riguardavano il futuro di tutti. Ecco, io spero davvero che la vostra generazione invece parta da questo. Se ognuno fa il proprio pezzo, è la somma dei comportamenti individuali che fa i comportamenti collettivi. Se ognuno fa il proprio pezzo, se ognuno prova a pensare che cosa può fare per gli altri, il valore pubblico che si produce, il valore sociale che si produce è straordinario. Mi è piaciuto anche il desiderio che avete espresso, che ho sentito più di una volta, in più di uno intervento, di dare continuità all'impegno, no? Il forum permanente, esserci ancora, essere tanti. Questo per quanto ARPA può fare con il proprio impegno, io qui mi impegno a farlo, insomma a mettervi a disposizione spazi, luoghi, strumenti didattici o di partecipazione che vi consentano di partecipare ancora e di costruire insieme il futuro ambientale di questo territorio, del nostro pianeta.
Mi diceva prima Riccardo Guolo, che con gli altri colleghi di ARPA qui anche voglio ringraziare per il lavoro che è stato fatto, no? Come sarebbe efficace questa espressione che mi ha proposto lui, io la riprendo e ve la ripropongo. No? Voi siete diventati in qualche modo degli ambasciatori della sostenibilità con questa esperienza. Voi siete un piccolo gruppo dei giovani, degli studenti del Veneto, e quindi avete anche, come dire, questo ruolo, no? Questa responsabilità che potete esercitare di portare ai vostri amici, quando fate sport, quando siete in altri contesti, anche al di fuori della scuola o in altri luoghi scolastici, questo tipo di esperienza, questo tipo di idea che si può partecipare alla costruzione di valori comuni, di valori collettivi che servono a tutti. Quindi davvero complimenti, grazie, sono contento di avervi potuto salutare anche in conclusione e avanti così, perché da questo dipende il nostro futuro e il vostro. Grazie. Marco, vuoi presentare tu poi il nostro ospite? Allora, anch'io, prima di appunto salutare e passare all'ultimo ospite esterno, si chiama Marco Gisotti, è un divulgatore, un giornalista ambientale da un po' di anni, poi ve lo racconterà lui. Attualmente collabora, lavora presso il Ministero dell'Ambiente e non solo, fa tantissime attività. Eccolo, è collegato. Marco, tu sei dotato di poter gestirla, se hai una presentazione, non lo so, e quindi te la puoi condividere in autonomia, tanto ti lascio la parola, grazie mille. Allora, intanto grazie dell'ospitalità, grazie di essere qui, grazie anche per le interessanti presentazioni, racconti, esposizioni che ho sentito fino adesso. Sono arrivato un pochino a cose fatte, ma ne ho sentito comunque una parte e devo dire che erano molto affascinanti, molto belle, molto motivate. Infatti a me hanno chiesto di fare un intervento motivazionale e mi viene un po' difficile motivare voi che siete già così tanto motivati, insomma, anzi, spesso poi con questi sistemi parlare attraverso la rete, attraverso un piccolo schermo, magari, anzi al contrario, si rimane un po' smotivati, l'attesa, le cose possono essere alte, gli argomenti, però come dire, i tempi che ci aspettano sono questi e forse stiamo imparando anche nuovi linguaggi, un po' come quando è stato inventato l'alfabeto, lentamente abbiamo imparato a trasformare le parole, a metterle insieme, ne è venuta fuori la poesia, un po' come anche i social media. Social media 20 anni fa non c'erano, 15 anni fa erano agli albori, voi ragazzi siete, come dire, la prima generazione che li utilizza sempre meglio. Oggi puoi fare cose, puoi raccontare cose che prima ci sognavamo di saper fare. E questa è la stessa cosa, è quello che stiamo imparando in questi 2 mesi, che hanno cambiato un po' tutto e allo stesso tempo no, perché molti dicono cambierà, cioè abbiamo bisogno di una nuova normalità, però lentamente le cose stanno riprendendo e forse torneranno come erano prima. Però in questi 2 mesi abbiamo visto cose, come diceva quel famoso film, che voi umani non avete visto mai, no, che noi umani non vedevamo da tanto tempo. Abbiamo visto fiumi puliti, abbiamo visto mari cristallini, laghi pulitissimi, abbiamo visto i canali di Venezia limpidi, che era una cosa che non capitava. È vero che in parte dipende perché tu ci passi, il fango si alza, non sempre è veramente inquinamento. È anche vero che però in alcuni casi questa limpidezza non era così limpida. Per esempio nel Golfo di Napoli, il Golfo di Napoli è stupendo, non so se ci siete mai stati ragazzi, vi auguro che nel corso della vostra vita possiate visitarlo. L'Italia è piena di ricchezze, è uno dei paesi con più biodiversità. Immaginate, abbiamo 60.000 specie animali e circa 12.000 specie vegetali, una roba, come dire, ricchissima. Questo perché abbiamo monti, mare, climi rigidi e climi caldi. Il Golfo di Napoli è diventato cristallino in queste settimane di Covid, di chiusura, di lockdown, e tutti dicevano, beh, è più pulito. In realtà sì, è più pulito, ma è accaduto anche un'altra cosa, che abbiamo avuto uno degli inverni più caldi della storia. Questo ha significato che praticamente la vita del mare non ha avuto il decorso che dovrebbe avere normalmente. Questo ha significato una produzione di microalghe più bassa, che poi rimangono in sospensione, e quindi meno, come dire, meno da mangiare per gli organismi, per i pesci del Golfo di Napoli. E questo è un male.
L'anno scorso è stato uno degli anni più caldi, aprile è stato l'aprile più caldo da un secolo a questa parte. Questi sono tutti segnali che abbiamo qualcosa da cambiare. È vero che ci sono tantissime soluzioni, allora cerchiamo un po' di ragionare, perché io, se riesco a farvi vedere, ho pochissime slide tanto per raccontarvi una piccola storia e poi tornare fra noi, però devo capire, questo chiedo aiuto anche come le condivido, perché può darsi che io non sia capace. In basso capace. hai un tastino verde che si chiama Share Screen. Yes, visto, giusto. E qui seleziona la pagina dove si vede la tua faccia. Immagino. No, lui dice Advanced Sharing Options, no, forse su in alto dici, se ci riesco, altrimenti facciamo senza... Se no ce lo mandi e poi te la gestiamo noi, se vuoi. Basta che ce la mandi con la chat. Tu carica nella chat. Salute. Le allergie, no, altrimenti vi racconto questa storia senza slide, ci guardiamo negli occhi, è più, come dire, più tradizione, è più conversazione tradizionale. No, quello che volevo raccontarvi è questa storia che ci fa capire come la natura e la tecnologia e le idee e la cultura siano molto legate. Per parlare dei giorni nostri, pensate, nel 1815 successe una cosa sul nostro pianeta, una cosa rara, ci fu un'eruzione di un vulcano. E da questa eruzione del vulcano sono discese tantissime cose, è cambiata la storia dell'umanità. Magari a scuola storia io stesso non l'ho studiata in questa maniera, ho studiato questi fatti separati. Allora, nel 1815, il 10 aprile, in Indonesia, il vulcano Tambora ha un'eruzione. È la più grande eruzione vulcanica da 10.000 anni a questa parte sul nostro pianeta, quindi una cosa enorme. E durante questa eruzione vulcanica viene gettata in atmosfera una quantità enorme di cenere, di altre sostanze, che producono una specie di piccolo e breve inverno per tutto il pianeta. Cioè si oscurano un po' i cieli, non tantissimo, non che non arriva la luce del sole, però arriva sufficientemente filtrata affinché faccia un po' più freddo. E beh, questa cosa che dura un paio di anni incomincia ad essere sentita in Europa, quindi dall'altra parte rispetto all'Indonesia, pochi mesi dopo. Pensate, appunto, accade che in quegli anni, in quel periodo, per esempio, noi abbiamo a giugno Napoleone che si attrezza per la battaglia di Waterloo. È giugno, lui si aspetta che faccia caldo, che ci sia il sole, le sue truppe sono vestite come devono essere vestiti dei soldati in quel periodo. Lui non si aspetta che sul campo di Waterloo invece farà freddo, che ci sarà una pioggia incessante. I suoi soldati non sono pronti a combattere quella guerra e infatti vengono sconfitti dall'esercito prussiano. È una sconfitta micidiale, vengono massacrati. Napoleone perde definitivamente dopo quella guerra di Waterloo. Lui che era diventato quasi l'imperatore d'Europa sparisce dalla storia. C'è una restaurazione. Pensate, se non ci fosse stata quell'eruzione vulcanica, Napoleone avrebbe regnato sull'Europa per altri anni, forse decenni, e la storia sarebbe cambiata. Ma non è solo questo. Per esempio, qualche mese più tardi, anzi quasi l'anno successivo, in Inghilterra c'è questo poeta inglese, Lord Byron, che lui a un certo punto ha problemi a casa, si è divorziato, ha qualche problema economico, si compra casa in Svizzera e scappa via da Londra. Siccome siamo ormai a ridosso dell'estate, chiama i suoi amici più cari, chiama Mary Shelley col marito che era un poeta, chiama John Polidori che era uno scrittore, insomma chiama una serie di suoi amici a venire a trovare in questa casa di campagna a Ginevra, Villa Diodati. Succede che però anche quell'anno, quell'estate in particolare, siamo arrivati ormai al 1816, sarà famosa nei libri di storia come l'estate, o meglio, come l'anno senza estate, sempre per causa di quel vulcano. Beh, succede che quelle piogge, quel freddo fanno sì che questi intellettuali dell'epoca rimangano chiusi a casa a raccontarsi storie del terrore. E in quelle notti John Polidori, per esempio, concepirà un racconto che si chiama Il vampiro, su cui Bram Stoker poi creerà la figura e il romanzo di Dracula, ma soprattutto Mary Shelley individua una figura della letteratura che poi diventerà del cinema, diventerà del nostro immaginario, che è quella della creatura di Frankenstein, che è anche una critica alla scienza, alla non conoscenza della stessa scienza, alla paura.
E quindi lasciano una traccia, ma non è solo questo, perché questi intellettuali che erano a Londra, non soltanto loro, ma ce n'erano tanti altri, c'erano William Turner, il pittore per esempio, che incominciano a raccontare per immagine o in poesia, attraverso il romanticismo, una visione del mondo cupa. Ma non era cupa perché loro lo facevano come posizione letteraria e basta, era cupa perché ciò che vedevano fuori dalle loro finestre era un inverno senza fine. Quindi anche la letteratura in qualche maniera viene condizionata dal clima, ma non è solo questo. Chiaramente l'anno senza estate fa sì che l'agricoltura ne soffra, che i beni alimentari ai mercati aumentino di prezzo, diventino cari, addirittura a Parigi, a Londra, la stessa Ginevra, devono intervenire le forze di polizia, l'esercito per fermare la gente che entra nei mercati con violenza e ruba da mangiare, perché c'è crisi alimentare, perché le piante non crescono in quella maniera. E allo stesso tempo, all'epoca, il mezzo di locomozione più usato era il cavallo per spostare le merci, per spostare anche le persone, chi poteva permetterselo. Però il cavallo mangia soprattutto avena, e l'avena costava cara anche per i nobili. Allora c'è un signore, un barone tedesco, tipo originale, che si chiama Carl Friedrich Christian Ludwig Drais von Sauerbronn, detto dagli amici, veramente non è una battuta, Karl Drais. Beh, questo signore è ingegnoso, dice, beh, ci vuole qualche cosa che per portare le persone a dorso che non mangi, e inventa la bicicletta. Inventa una bicicletta senza pedali. Tra l'altro io ricordo che ieri era la giornata mondiale della bicicletta. Beh, immaginate questa bicicletta, che viene chiamata Draisina, dal suo nome, Drais, cambia la mobilità in Europa. Voi immaginate che alla fine dell'Ottocento ci sono città che devono fare delle leggi sulla sicurezza stradale, perché sono talmente tante le biciclette che la gente rischia di morire a volte investita. C'è un vecchio film italiano che si chiama Ladri di biciclette, forse qualcuno di voi l'avrà visto, l'avrà sentito nominare, siete molto giovani, molto bello, però vedetelo. E uno dice, vabbè, quelli vanno in bicicletta perché erano poveri, era finita la seconda guerra mondiale. No, guardate che in Italia, fino alla fine degli anni 60, quindi più o meno quando sono nati i vostri genitori, in Italia il principale mezzo di locomozione era la bicicletta. Allora immaginate questo vulcano, questo anno senza estate, come ha cambiato la visione del mondo. Capite quindi come i cambiamenti climatici possano influire su quello che noi oggi abbiamo e il mondo come lo conosciamo, in bene o in male. Io spesso mi occupo del tema dei green jobs, i lavori verdi, mi occupo di economia verde, per esempio, o di economia circolare, qualcuno di voi prima ne ha parlato. Oggi abbiamo, come dire, un approccio più complesso e cominciamo a capire che la natura ha un suo valore, il famoso capitale naturale. Ebbene, tutto questo cambia un po' la visione. Noi oggi abbiamo necessità e dobbiamo farlo in fretta. Pensate alle parole di Greta. Tutti voi conoscete Greta Thunberg, questa ragazza svedese dei famosi scioperi. Lei dice una cosa. Lei non dice dice anche muovetevi, però dice una cosa essenzialmente, dice ascoltate gli scienziati, non abbiamo più tempo. Perché? Perché la scienza ci dice ormai da parecchi decenni che questi cambiamenti climatici sono in corsa, che dobbiamo intervenire e dobbiamo farlo in fretta. Però farlo in fretta non vuol dire che dobbiamo picchiarci, che dobbiamo darci, non so, autoflagellarci, diciamo. Cioè, possiamo farlo, possiamo trovare delle strade, possiamo trovare delle soluzioni, possono essere faticose, possono essere difficili, ma ci sono e non necessariamente dobbiamo essere più poveri o più infelici. Considerate che qualche anno fa un grande rapporto sullo stato dell'ambiente che fu fatto negli anni '80, questo rapporto, si chiamava rapporto Brundtland, diceva che i diritti dell'ambiente devono andare di pari passo con i diritti degli esseri umani. Non ci può essere l'uno senza l'altro. Va da sé. Perché? Perché se io non rispetto le persone, come posso rispettare un albero? La stessa cosa è quando noi parliamo di un lavoro verde. Io immagino che l'avrete sentito nominare, i lavori verdi, i green jobs. Un lavoro verde non è soltanto un lavoro amico dell'ambiente. Non è che se io faccio l'installatore di pannelli fotovoltaici è un lavoro verde o se io pianto alberi. Devo farlo, per essere un lavoro verde deve darmi da vivere, deve rendermi felice, deve darmi il giusto stipendio, deve essere tutta una serie di valori che vanno insieme e di pari passo.
Voi ragazzi che mi guardate in questo momento, immagino che abbiate un'età, chiedo conferma a Marco Pollastri, credo che siano fra i 15 e i 18 anni, più o meno, giusto? Beh, 10 anni fa voi eravate molto più piccoli, eravate 5-6 anni fa, ma 10 anni fa in Indonesia sempre, a Bandung, un paese, una città di quel luogo lontano, si riunirono i giovani del mondo, di tutto il mondo, e fecero una conferenza dedicata ai temi dell'ambiente loro, e il titolo di questa conferenza era Green is our only future, il verde è il solo nostro futuro. E lo dissero con forza. Voi dite dei precursori di Greta? Sì, dei precursori di Greta. E loro però facevano un ragionamento più sull'aspetto economico. Loro dicevano: guardate che nei prossimi 10 anni noi diventeremo 7 miliardi su questa terra. Ci sarà 1 miliardo di nuovi giovani che si presenteranno sul mercato del lavoro. Abbiamo bisogno di trovare delle risposte, e delle risposte che siano compatibili, perché se dobbiamo mangiare tutti e dobbiamo lavorare tutti e abbiamo tutti il diritto alla felicità, che la felicità poi non è necessariamente avere tante cose, essere tanto ricchi o tanto belli. Essere felici vuol dire stare in armonia con le persone che amiamo, che vogliamo bene, con il luogo dove viviamo, anche a volte anche il lavoro, cercare di fare il lavoro che ci piace o farci piacere il lavoro che facciamo, cercare di creare un'armonia. È uno sforzo continuo, però può diventare anche un gioco. Beh, loro pensavano questo. Oggi ci riconsegnano il mondo con una cosa importante, perché una cosa che io vi racconto, forse già la sapete, che il prossimo anno, sarebbe dovuto essere quest'anno, ma la pandemia ce lo impedisce, si svolgerà una conferenza mondiale sul clima fatta da solo giovani, si chiamerà Youth for Climate, si svolgerà a Milano, ed è stata proprio l'Italia ad aver voluto questa iniziativa, ed è un'iniziativa, spesso i giovani parlano e hanno ragione, però non vengono ascoltati. Non vengono ascoltati, se no, sì, ogni tanto Greta va alle Nazioni Unite, partecipa e parla, dice la sua, si possono fare manifestazioni. In questo caso, questa conferenza sul clima dei giovani sarà molto pratica, perché i giovani potranno, alla fine di questa conferenza, avere un proprio documento e saranno come se fossero un vero e proprio Stato, una nazione, la nazione dei giovani, che potrà sedersi al tavolo delle Nazioni Unite alla conferenza sul clima che si farà a Glasgow. Ora è una sola nazione, ma molte altre nazioni possono seguire quella dei giovani, perché prima veniva sottolineata questa frase che voi avete messo: io che cosa posso fare? L'impegno personale, un po' sapete la favola, quella del colibrino che prende l'acqua, piccolissimo, c'è questo incendio della foresta, scappano tutti gli animali, c'è questo colibrì piccolissimo che raccoglie l'acqua in uno stagno e poi torna verso l'incendio a buttare la sua goccia d'acqua. I grossi animali della foresta lo prendono in giro, gli dicono: ah, ma tu che fai? E lui dice: io faccio la mia parte. Allora, è vero che una goccia non spegne l'incendio, e non voglio dirvi cose fatte come le gocce scavano le montagne, anche se poi è vero. Tornando a Venezia, guardate quanto sono erose i canali a volte solo perché passano le barche. Quell'acqua, quello sciacquettio dell'acqua giorno dopo giorno erode. Non abbiamo però il tempo di quell'acqua né di una goccia a goccia. Però farlo è una cosa importante, perché fra voi ragazzi c'è il prossimo presidente della Regione Veneto, forse ci potrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica, il prossimo presidente della Commissione Europea, il presidente delle Nazioni Unite, e non è una battuta, è così. Nessuno di voi sa che cosa gli accadrà da qui ai prossimi 10, 20 o 30 anni, però se lo spirito di fare ognuno la sua parte e quella piccola goccia, che tante comunque scavano le montagne, si uniscono a chi può portare gocce più grandi, ed è proprio un aspetto culturale, lo dice la motivazione, e questa deve essere. Voi dovrete portare questa sensibilità ecologica sempre in tutto quello che farete, ma vi dico anche perché un po' ci serve per l'ambiente, un po' serve per voi. Io ho scritto diversi libri sempre sul tema dei lavori verdi, ed è importante sempre di più, per esempio, nel mondo del lavoro, qualunque mestiere, persino il cuoco, anzi il cuoco più di altri, avere competenze verdi. Che cosa sono le competenze verdi? Le competenze sono quelle che uno sa fare. Se io venissi da ognuno di voi e gli chiedessi: tu cosa sai fare? Lì c'è un attimo di panico. Poi uno magari ci ragiona e comincia a pensare: beh, però se io ho studiato geometria so fare questo, se io ho studiato algebra so fare quest'altro, se io ho studiato meccanica, a seconda del tipo di studi che avete fatto. Ognuno di voi
ha già delle competenze, oltre che delle conoscenze, chiaramente. E poi ognuno di voi gli piace fare qualcosa, che ne so, se io adesso fossi fra voi, mi piacerebbe andare a chiamare qualcuno di voi a dire: chi è di voi che gioca a pallacanestro? Chi è di voi che gli piace andare in moto o in bicicletta? Perché sono tutte cose che servono. Perché chi gioca, per esempio, in una squadra, quando cercherà il suo lavoro, lui è una persona che sa lavorare con gli altri. Al contrario, uno che gli piace andare in moto, andare in bicicletta, è uno che gli piace stare all'aria libera e quindi è più bravo su un mestiere che lo porterà all'aria aperta e così via. Allora, l'insieme delle cose che sapete fare, delle cose che vi piacciono fare, può costruire un po' la mappa della vostra futura professione. Ma la novità da alcuni anni a questa parte, tutti gli studi che noi facciamo con Unioncamere è l'unione delle camere di commercio alle quali rispondono le imprese, e le imprese dicono che in tutti i mestieri cercano sempre persone, soprattutto giovani, che abbiano anche competenze verdi, che abbiano la sensibilità all'ambiente, perché è richiesta sempre di più, perché è un modo di vedere le cose. Voi dovete immaginare che le cose che facevamo prima, oggi le dobbiamo fare con un'altra logica. Le cose che voi avete spiegato nelle vostre relazioni entrano ormai in tutte le questioni quotidiane, in tutte. Quando sentite parlare di polveri sottili, le avete sentite le polveri sottili, l'inquinamento, le polveri sottili in Italia fanno tra i 60 e gli 80.000 morti l'anno, dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono dati impressionanti, perché il morto per polveri sottili non lo vediamo. Perché? Perché sono malattie respiratorie che si aggiungono, diventano gravi. Ebbene, allora, quello che pochi sanno, sì, le grandi polveri sottili le fanno l'inquinamento, le auto, lo fanno le caldaie di casa, dei condomini, ma lo fa persino anche le cucine dentro casa, a volte anche la combustione interna. Allora, dobbiamo rivedere le nostre priorità. Per esempio, una cucina elettrica sicuramente non le produce, quella con piastre e induzione. Sicuramente oggi una moderna e consuma meno energia, perché facendo, come dire, il calcolo, costa meno alla fine l'energia elettrica di quella cucina che il vecchio gas, che è pericoloso, che inquina comunque. E allora rivediamo un po' tutte le nostre priorità, l'avete sentito in questi giorni. Oggi si parlano del Green Deal, il grande patto, il grande accordo per l'ambiente. Se ne parla a livello di governo italiano, se ne parla a livello di Europa. È una sfida. Bisognerà vedere se le persone che oggi governano il nostro paese e governano l'Europa sono capaci di portarla fino in fondo, se ci sarà il coraggio di farlo fino in fondo. Però oggi tutti gli interventi che vengono, i soldi che vengono messi per aiutare le imprese, aiutare il turismo, riprenderle, questi interventi vengono legati alla capacità di fare innovazione green. Consumare meno energia significa inquinare di meno, vuol dire meno polveri sottili, vuol dire meno gas a effetto serra. E la cosa incredibile è che spesso, anzi sempre, le aziende che oggi che investivano anche prima del Covid nel verde sono quelle che guadagnano di più, che danno più lavoro e che danno stipendi migliori. E ragazzi, io a volte a raccontare queste cose chiedo scusa delle buone notizie che racconto, perché c'era un vecchio cantante di una volta e diceva: spegni quel televisore che non ti darà notizia di un mondo migliore. E un po' è così, ma non è solo il televisore, anche internet. Noi siamo invasi da cattive notizie, che non sono false, sono vere. La disoccupazione c'è, i morti per Covid sono veri, però c'è anche un'altra realtà. C'è anche la realtà di chi reagisce, di chi, come dire, crea qualcosa di nuovo e va avanti. Noi abbiamo bisogno di raccontare anche le cose buone che ci sono, che ci fanno capire che l'Italia è il primo paese in Europa per investimenti verdi, è il primo paese per il riciclo dei materiali. Spesso pensiamo di essere gli ultimi della classe, non è vero. Siamo così abituati a parlare male di noi che non ci accorgiamo di quanto siamo belli. Magari non siamo belli fisicamente, insomma, non stiamo facendo il concorso di Miss Italia Verde, però siamo belli nelle cose che sappiamo fare. Allora, questo per dirvi, e poi vado a concludere, non voglio tenervi, perché io mi rendo conto che parlare attraverso internet può essere faticoso. E allora è proprio questo, che cosa posso fare? Allora, voi potete fare molto per l'ambiente e farlo per voi. Oggi, più che mai, queste due cose coincidono. Coincidono perché sta cambiando la mentalità delle persone. E voi la state facendo cambiare. Perché nei posti di lavoro cercano i giovani piuttosto che le persone vecchie? Ora, per carità, io ho 52 anni e sono quasi un vecchio. Perché i giovani hanno delle idee nuove, vedono il mondo con occhi nuovi, come lo vedevo io quando avevo la vostra età. Immaginavo cose
che poi sono venute, perché dal punto di vista dell'ambiente, quando io avevo la vostra età, era molto peggio. Il mondo era molto più inquinato, però noi non abbiamo fatto in tempo a migliorarlo. Abbiamo migliorato delle cose, abbiamo fatto delle leggi, abbiamo messo, che ne so, abbiamo creato le aree protette, non esistevano. Però oggi serve uno sforzo in più e nei prossimi anni dovremmo, come dire, chiudere il cerchio, che è un po' quello quando si parla dell'economia circolare, chiudere il cerchio, come nella natura. La natura è un cerchio. Vi ricordate quella canzone del Re Leone, il circolo della vita? Il circolo della vita è esattamente questo. Nella natura non esistono i rifiuti, nessuno è di troppo in natura. Tutto torna utile e necessario. Non è vero che nessuno è utile e nessuno è necessario, lo siamo tutti, come quel colibrì. Ma quel colibrì non spegne il fuoco con la sua goccia alla fine. Quel colibrì serve agli animali che fuggono dalla giungla a spiegargli che ognuno di loro può essere utile e a farli tornare ognuno con il suo portato di acqua. E se anche la metà della giungla è andata a fuoco, o anche 3/4, noi dobbiamo trovare... C'era un grande del passato che diceva il pessimismo della conoscenza, perché quando guardiamo intorno i fatti negativi sono negativi. Però c'è anche un ottimismo della volontà, la capacità di cambiare le cose. Noi oggi sappiamo che abbiamo la tecnologia, la scienza e se vorremmo anche la volontà di cambiare le cose. Allora quello che ci dice Greta, ascoltate gli scienziati e ascoltate anche i poeti. C'era una grande poetessa italiana che si chiamava Alda Merini che diceva una cosa bellissima: per vivere felici basta poco, basta vivere come le cose che dici. Vi ringrazio. Buon lavoro a tutti ragazzi. Grazie mille, volevo ringraziare veramente Marco Gisotti, spero che sia stato di stimolo per i ragazzi soprattutto, ma anche per tutti gli altri che stanno partecipando, i docenti e non solo, che ringrazio nuovamente. Io volevo chiedere alla dottoressa Bramezza, che ci ha raggiunto, se appunto voleva chiudere lei, e ringrazio tutti di nuovo. Grazie a tutti. Scusatemi, ma ero impegnata nell'illustrazione della strategia alla 5ª commissione consigliare, quindi il Consiglio regionale. L'ho illustrata, pensate, non mi hanno fatto neanche una domanda, quindi o è chiara oppure mi servirebbe un Marco Gisotti, la prossima volta me lo imprestate che lo porto in Consiglio regionale a rallegrare un po' e a far capire con il suo entusiasmo. L'ho sentito nelle ultime parole, mi pare molto interessante. So che avete fatto un ottimo lavoro, ho visto qua e là un po' di slide di presentazione dei lavori e vi devo veramente fare i complimenti perché avete centrato appieno le tematiche e ci sono anche delle proposte interessanti. Sentivo di una proposta in particolare, cioè della partecipazione di voi alla consulta, perché voi possiate essere una voce, una vera voce, insomma, che può contribuire alla costruzione delle idee, alla realizzazione delle idee con interventi specifici. Quindi io mi auguro, l'ho già detto ieri, che questo sia un lavoro che non finisce qui per voi, ma che possa continuare e che possa anche allargarsi ad altri vostri compagni. Sono sicura che ARPA potrebbe anche continuare ad aiutarci in questo lavoro, vista questa che possiamo considerarla anche come una semplice sperimentazione, no? Il metodo funziona, ai ragazzi vedo che interessa e quindi perché no? Possiamo continuare ad allargare questa esperienza. Quindi grazie a tutti, grazie ad ARPA perché so che non è stato semplice, grazie ai ragazzi per la pazienza perché non è stato semplice visto il periodo, diciamo, però sicuramente l'avete visto, ne avevamo già tenuto conto, ma approfondiremo anche le vostre proposte e sicuramente ci sarà un ritorno anche specifico. Grazie. Grazie mille, quindi ci possiamo salutare. Se aprite gli audio ci facciamo un bel applauso finale, visto il lavoro di questi 2 giorni, così ci lasciamo con un po' di rumore, visto i silenzi che accompagnano sempre le videoconferenze. Ok, possiamo applaudire, 1, 2, 3, via. Grazie mille a tutti, vi saluto e
buone vacanze, visto che la scuola domani finisce, quindi siamo arrivati tutti in fondo. Non credo che ci siano degli studenti di quinta superiore, quindi cominciano le vacanze. Grazie ancora. Dopodomani, esatto. Ok. Arrivederci, buona giornata. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci.